Morti sul lavoro ogni anno anche in Veneto e nella nostra provincia i numeri fanno paura. 39 decessi nella regione da inizio 2020, 8 solo nel Vicentino. A Bassano parte una raccolta firme per costituire un comitato per la salute e la dignità nel lavoro. E soprattutto sul versante degli infortuni sul lavoro c'è un aumento esponenziale. Noi siamo qui perché vorremmo ricordare soprattutto un operaio caduto nel 2016, Mariano Bianchin, che è morto in seguito allo schiacciamento dovuto a una pressa. Questo fatto è successo perché erano state rimosse delle sicurezze sulla pressa stessa per accelerare i ritmi del lavoro e quindi ci sono delle chiare colpe da parte dei responsabili, da parte della direzione dell'azienda e noi questo vorremmo sottolinearlo. Agli infortuni sul lavoro si aggiungono i decessi per Covid contratto durante l'attività occupazionale e per malattie professionali. In Italia vengono quantificati in 10 volte il numero, ci sono 5.000 erotti morti all'anno per malattie professionali, per amianto, per cromosa valente. Purtroppo lo sappiamo anche noi qui che abbiamo avuto la Tricom qui vicino, nella quale ci sono morti diversi lavoratori proprio per tumori polmonari dovuti all'esposizione al cromosa valente. È importante costituire questi comitati per costituire dei baluardi e delle difese su questi problemi, altrimenti siamo in balia proprio del fatto, del destino e della fatalità, come viene detto.